Regione Liguria non lo ha voluto definire un blocco degli interventi chirurgici programmati, ma una riprogrammazione per 3 mesi dell'attività. Le operazioni in sostanza vengono redistribuite da San Martino agli altri ospedali per evitare che le liste di attesa si allunghino e per bypassare la difficoltà a trovare personale. Infermieri e operatori sociosanitari saranno assunti a breve, quando sarà completata la procedura di concorso e verrà stilata la graduatoria finale. Per i medici il problema è decisamente più complesso. A livello nazionale manca il personale per l'emergenza. Ne è prova il concorso andato deserto per l'assunzione di personale medico in ASL 4. Si tampona, ci si rivolge alle cooperative, si chiedono, si fanno venire medici a gettone, ma a parte che costano un sacco di soldi e che forse ci sono anche dei problemi legislativi, io credo. La proposta di cittadinanza attiva è quella di tamponare in vista di una soluzione definitiva tramite l'assunzione di medici in pensione fino alla fine del 2023, un po' come si è fatto per le vaccinazioni anti-Covid e come si sta facendo proprio in questi giorni in Puglia. Naturalmente non è risolutiva, questa cosa, è semplicemente per tentare di mettere una pezza a questa situazione allucinante, perché c'è gente che sta al pronto soccorso anche 3 giorni su una barella, capite che è una cosa insostenibile. D'altra parte, se non c'è mancano anche i medici di famiglia, quindi se uno non ha un medico a cui riferirsi, non sa dove andare, a chi chiedere, va al pronto soccorso, e i pronto soccorso stanno scoppiando in Liguria, e non solo in Liguria, perché è una situazione nazionale, siamo a una situazione a livello nazionale questa qua. Sono anni che quando si deve tagliare si taglia la sanità. Non si pagano sufficientemente i medici, noi questo lo abbiamo sempre sostenuto. C'è questa politica di rivolgersi sempre più al privato. Noi questa proposta l'abbiamo fatta per disperazione, ecco, diciamo così. Qualche cosa bisogna fare subito e poi devono cambiare, le situazioni devono cambiare.